Amici di Guarda che Stella, ben ritrovati per la 25esima puntata della trasmissione dedicata a Rivignano e suoi dintorni. Partiamo da 3 puntate, questa è la terza, come si dice. D'altronde è stato rieletto Napolitano e noi, per essere in tema italiano, vogliamo ricordare ancora questa grande manifestazione che si è svolta lo scorso weekend proprio qui ad Aris, con la festa dei 600 anni del Principato di Aris. Lo facciamo in compagnia di Tiziana, al quale dico subito, insomma, grande successo. Grande, anche il gufo ci guarda, ma il gufo guarda bene, insomma, cosa dobbiamo aggiungere? Ma diciamo che c'è stata durante tutta la giornata di domenica, che era un po' il fulcro così diciamo di tutte le nostre serate ideate, anzi giornate ideate, c'è stata gente dalla mattina alla sera. Proprio diciamo la verità che abbiamo a un certo punto chiuso noi, ma la gente continuava ad arrivare. Ma migliaia di persone, molto di più di quello che ci aspettavamo, quindi insomma un successone davvero. Poi possiamo dire, tra l'altro, no, permettimi, giornata di sole, prima giornata finalmente di primavera, di questa benedetta primavera 2013, d'altronde il governo non c'è, abbiamo visto cosa succede, d'altronde si dice che il tempo porta consiglio, ma soprattutto ha portato guadagno, questa è la cosa importante. Sì, diciamo che tutte le attività che erano programmate, sia quelle diciamo senza scopo di lucro, sia il nostro pranzo o altre cose, ha avuto molto successo. La cosa che è piaciuta di più in assoluto è stato il pranzo nella nostra piazza di Aris, a cui molti hanno aderito, ma poi soprattutto il giro in barca nel fiume Stella. Avevamo già parecchie adesioni, prenotazioni, abbiamo dovuto aggiungere 5 corse, alla fine quel giorno ne abbiamo aggiunte ancora, proprio perché la gente continuava ad arrivare. Interesse quindi per i dintorni, non solo per le manifestazioni così diciamo ludiche. Ecco, rimaniamo in tema di questo tema così politico, no? Avete applicato le larghe intese, qui funziona tutto. Beh, Dio, ci si mette tanto impegno, c'è tanta collaborazione tra di noi e sicuramente la voglia di fare porta, e se la gente diciamo apprezza e capisce i nostri intenti, sicuramente le cose vengono bene. Perché funzionano queste manifestazioni, in particolare qui ad Aris? Ma diciamo che intanto erano una diversa dalle altre, perché a partire dalla cena nel buio che prendeva delle persone che volevano fare delle esperienze sensoriali, alla cena con delitto per chi voleva divertirsi, alla domenica per chi voleva far divertire i propri bambini, farli vivere nei nostri contesti, nei nostri bei territori, no? Poi la sera avevamo la cena della costata, è stato un successore, diciamo che ci sono tantissimi carnivori in questo momento, non lo so se magari sono arrabbiati o che altro, e poi c'è stata anche molta gente che ha apprezzato le serate un po' diciamo un po' più culturali, che sono quelle dedicate a Giulietta Romeo, che era il lunedì 15 aprile, sia da me sia al Kyrie eleison, e volevo fare i complimenti miei personali al gruppo giovani e al gruppo di Teor, che con i loro saltimbanchi, sputafuoco, i tamburini, le dame hanno davvero allietato quelle 2 nostre giornate, sia domenica che lunedì, e sono stati gentilissimi, preparati, belli da vedere. Allora, Aris non si chiude qua, Aris continua ancora, anzi la bella stagione porta, come si dice, la possibilità di visitare ulteriormente, dare quella spinta in più per venire a trovarvi. Dunque ti rifaccio la domanda che ti ho già fatto in precedenza, ma in questi casi non guasta mai. Perché venire ad Aris? Ma Aris fondamentalmente perché c'è il nostro ristorante, che non è una cosa da poco, è un ristorante storico. Sì, pubblicità occulta, c'è il nostro ristorante, quindi uno può venire a bere o mangiare, ma soprattutto può vedere quello che c'è di storico qui. Abbiamo questa villa meravigliosa che è la Villa Otelio, che speriamo i lavori vadano avanti, che vengano anche conclusi. Abbiamo un bellissimo parco, c'è l'acquario e quindi ci sono delle iniziative che vanno bene sia per gli adulti sia per i bambini, no? Tanto oggi è martedì, per chi ci sta guardando in televisione, teoricamente da 24 ore è stato fatto il governo regionale, sappiamo già chi è il governo, ma non diciamo chi, perché d'altronde dovete saperlo, e allora facciamo un appello anche a chi è riconfermato o a chi è nuovo, insomma, di sistemare sta benedetta villa, no? Beh, diciamo che quelli che c'erano adesso ci hanno comunque favorito moltissimo. Speriamo di continuare, ecco, in questo senso, chiunque sia, che comunque apprezzi i nostri territori e soprattutto capisca che sia noi imprenditori privati, ma soprattutto la nostra amministrazione hanno tanta voglia di fare bene e di fare per il territorio. Bene, grazie a Tiziana, complimenti ancora per la tua attività, ma soprattutto per quello che stai facendo. Ci spostiamo e andiamo a vedere la seconda parte di Guarda che Stella, che si sposta leggermente di qualche centinaio di metri per andare a vedere una festa, un festeggiamento dedicato ad Aris e ai suoi collaboratori. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Presidente, una cosa è certa, questo paese non sa di tappo. Certamente
Continuiamo a fare queste iniziative anche per ringraziare chi ci dà sempre una mano. Stasera avevamo le canoe, il Canoe Club di Rivignano, avevamo la protezione civile, avevamo il gruppo giovani come rappresentanti, quindi cerchiamo anche di coinvolgere anche altre associazioni. Ma il bello proprio di questa località, no? Anche attraverso Guarda che Stella abbiamo scoperto un po' come funziona in questi paesi, no? Dove un po' la friulanità sposata alla gioventù, il 2.0, questo know-how, come dicono insomma, facciamo via che avevi studiato, dai. Morale della favola, perché funziona Aris? Ma penso anche perché essendo un paese piccolo siamo abbastanza uniti e c'è una storia che parla di Aris. Ci sono parecchie cose che parlano di Aris, l'ambiente fa da principio attrazione. Non vorrei essere ripetitivo, però l'ho detto anche prima alla Tiziana, insomma voi avete sposato le larghe intese, no? Nel senso che tutto il paese è coinvolto. Certamente, continuiamo a dire certamente, dato che abbiamo un nostro compaesano che il principe che lo ha ripetuto diverse volte anche l'altra sera. Ecco, noi ci piace anche far feste, anche piccole però. Ma quello che volevo sottolineare io, se mi permette, è quello dell'unione del paese. Sì, siamo abbastanza uniti. Notiamo però la difficoltà di fare aggregare chi arriva da fuori, che hanno altre culture, a noi friulani del paese. Ecco, questa friulanità particolare, no? La bassa friulana, questa zona dell'acqua, siamo a cavallo del mare, Villa Otellio, il fiume che è via di comunicazione, fa sì insomma di dire c'è più gusto ad essere arisiani. Sicuramente. Siete arisiani? Ma penso che si dica così, adesso non ho studiato la parola. L'abbiamo preso un po' in castagno. Sì. Comunque diciamo che siamo di Rivignano, ecco, dai, così facciamo. Insomma, siete di Aris, questo è l'importante. Facciamo... Ad esempio io sono di San Giovanni a Natisone, no? Però sono di Dolegnano e ci tengo la mia nazionalità, insomma, il nazionalismo nostrano ci vuole. Un po' di campanellismo ci vuole sempre. Più che campanili ci vuole un po' la tradizione, no? La cultura del territorio. Sicuramente. Senta, cosa dobbiamo aggiungere ancora in particolare? Cosa sta preparando la Proloco di Aris per i nostri telespettatori? Ma stiamo organizzando già la sagra di luglio, la sagra della Bisate, stiamo già... che partirà dal 13 luglio e andrà avanti per i 3 weekend fino al 29 di luglio. Grandi novità mi dicono. Ma vediamo se riusciamo a organizzare qualcosa di nuovo. Il 27 e 28 abbiamo il Green Volley, che ormai è una tradizione. Stiamo cercando di vedere di fare qualcos'altro di nuovo. Ci saranno delle sorprese, ecco. Ma ad esempio, non so, a maggio c'è qualcosa in programma? C'è una festa che organizziamo assieme a dei ragazzi, noi diamo la collaborazione come Proloco di Aris a dei ragazzi che si stanno facendo conoscere, quindi usano le nostre strutture. Poi è una bella struttura questa. Sì, grazie. Polifunzionale, diciamo. Grazie anche al comune di Rivignano che è sempre vicino. C'è sempre vicino e ci aiuta molto in queste iniziative anche. Bene, grazie Presidente, la ringraziamo anche i suoi collaboratori. Noi non abbiamo fatto per un discorso di privacy le immagini, no, non peraltro, perché stavamo mangiando, di conseguenza non abbiamo tempo di riprendere. La telecamera va in automatico, come si dice. Ecco, non resta che ringraziarvi gentili telespettatori per l'ascolto come sempre. Appuntamento alla 26esima puntata di Guarda che Stella. Non parleremo più del Principato di Aris, ma non è che vi abbandoniamo, anzi dovrebbero essere finalmente sponde pulite, sempre che Giove e Pluvio ci permetta di farle. In particolare Giove Pluvio insomma riesca a fare questo. Non resta che ringraziarvi per l'ascolto, ma prima di salutarvi ricordatevi questo: Aris, qualità, cortesia, ma soprattutto non sa di tappo. Alla prossima.